Incredibile cornice di pubblico domenica scorsa a Sovizzo per la finale provinciale iberica di Under 14 femminile. Il match si è svolto nel Palasport gremito in ogni ordine di posto ed ha visto vincere le giovani del Joy Volley Vicenza sul San Paolo. Siamo partiti da un Under 13 col vivaio, quindi nessuna gente selezionata ed è un lavoro veramente faticoso, ragazze di 13 anni che si allenano 4 volte a settimana per questo obiettivo. Ma adesso le regionali è un terno all'otto, speriamo di fare 1, 2, anche 3 concentramenti. So che ci sono squadre molto forti, anche più forti onestamente, bisogna essere onesti. Vicenza comunque ammette il valore dell'avversario che le ha dato battaglia fino all'ultimo. Al secondo set, quando hanno cominciato a battere in quella maniera, anche al terzo ho detto qua è andata. Poi alla fine ho cambiato i palleggiatori, ho invertito i palleggiatori, ho fatto entrare un'altra giocatrice, ho chiesto solo un po' più di continuità in battuta perché anche noi abbiamo un buon servizio ma ne abbiamo sbagliate troppe. E lì abbiamo svoltato la partita, meno errori e siamo stati più incisivi. Al termine dell'incontro, dopo la vittoria per 3-2, la gioia delle ragazze di Vicenza è stata incontenibile. Vicenza inseguiva questo obiettivo da inizio stagione. Da sempre, cioè dall'inizio dell'anno, e avevamo sempre questo obiettivo e ce l'abbiamo fatta. Per le seconde classificate del San Paolo invece c'è un po' di rammarico per la sconfitta, arrivata dopo essere stata in vantaggio per 2-1. Sapevo che sarebbe stata tirata perché avevo visto giocare loro, sapevo che il nostro livello era paragonabile. Sapevo che se tenevamo botta in ricezione come abbiamo fatto il secondo e il terzo set era giocabile e poi erano anche molto stanche, di là c'erano anche dei mezzi fisici decisamente più importanti. Per l'allenatore il risultato è comunque lodevole considerando il bacino in cui opera il San Paolo. Lavoriamo con tutte le ragazze del nostro quartiere, nessuna delle ragazze che era in campo o in panchina sono da fuori. Devo veramente dare un merito e un plauso a queste ragazze che hanno lavorato per tutta questa stagione veramente al massimo per poter arrivare a questo livello. Le atlete del San Paolo sintetizzano così, a fine match, l'andamento dell'ultimo set. L'ultimo set abbiamo un po' mollato perché ci hanno lasciato a 0, 6-0 e poi lì. Siamo andate un po' in confusione noi, però volevamo farlo e non l'abbiamo fatto. Dicevamo che a Sovizzo c'è stato un grande seguito di pubblico per le finali di Under 14 femminile. Vuol dire che quando due società lavorano bene c'è anche un seguito da parte dei genitori e anche delle altre squadre, delle società che seguono le loro finaliste. Vuol dire che laddove c'è interesse, c'è impegno, c'è anche un gran seguito. Ritornando alle finali giocate, l'Arzignano si è classificato terzo ed il Castellana di Montecchio Maggiore quarto. Per l'Arzignano il terzo posto è arrivato grazie alla forza del gruppo. Ci sono delle nuove arrivate che però si sono integrate molto bene, siamo una squadra molto unita e secondo me è anche un nostro punto di forza questa unità. Ed infine grande soddisfazione anche per la società di casa, il Volley Sovizzo, che ha ospitato le finali. Siamo molto contenti di avere qui le 4 squadre migliori per quanto riguarda la provincia di Vicenza. Come vedete abbiamo avuto una risposta di pubblico incredibile, anche se quest'anno la nostra società è partita dal settore giovanile, infatti la nostra squadra di punta è un Under 16 femminile. Siamo molto contenti perché possiamo far vedere che lo sport della pallavolo qui in paese è molto amata e c'è un sacco di pubblico che lo segue con tantissimo entusiasmo.